sembra un pantalone, però ha la vestibilità quasi di un leggings, è davvero molto comodo e molto bello. Ovviamente tra i tanti colori l'ho scelto nero, ma c'era anche verde, bordeaux, grigio scuro, jeans chiaro e, e quindi ovviamente vabbè l'ho preso nero, un po' a vita alta, molto aderente, bello. E tra l'altro costava anche poco, mi sembra sui 29 euro. E quindi nulla, alla fine, cioè la seconda parte del video sposterò, devo spostare il telefono, che è appunto l'apparecchio con cui registro, così appunto si può vedere bene mentre sfoglio le pagine di questo catalogo. Allora, questo, ups, questo è la cosina di cui vi parlavo, che appunto non ho capito bene se è uno slime o boh, vedremo adesso insieme. Nel frattempo posso dirvi che finalmente mi è passato il dolore al molare del giudizio. Sono stata dalla dentista e mi ha detto che probabilmente si dovrà tirare, e è un po' un problema visto che io quando ero piccolina mi operai alle tonsille e alle adenoidi e si scoprì che io non che io ero stata
stressata perché ultimamente sto un po', stavo dicendo, hanno bussato alla porta, che bello. Comunque sono particolarmente stressata perché purtroppo nella mia università, cioè nella mia facoltà, io studio psicologia, mi sono resa conto che ci sono degli esami che, cioè quando mi sono iscritta, diciamo che pensavo di affrontare le cose che poi in realtà già cioè comunque studio, però invece di, che ne so, 10 esami, 5 di cose che a me interessano e 5 riguardanti la matematica o l'economia. Sinceramente queste materie me le ritrovo ovunque e sono davvero stanca perché, ok, al liceo classico mi successe che andai a finire in una sezione che era in pratica potenziamento di matematica, quindi io facevo le stesse ore del liceo scientifico e vabbè, e quindi ho dovuto ovviamente cambiare sezione. Poi mi ritrovo, vabbè, io prima di iscrivermi a psicologia sono stata un anno a giurisprudenza perché io volevo fare la criminologa e siccome ci si può arrivare tramite due strade, o giurisprudenza oppure psicologia, siccome fin da piccola sono stata orientata a fare giurisprudenza perché i miei zii sono avvocati, perché mi hanno sempre inculcato questa cosa che doveva essere il lavoro per me, io mi sono autoconvinta che fosse appunto quella la mia strada. E ragazzi miei, non mi piaceva per niente, io ero proprio, cioè guardavo i libri e mi veniva da piangere. Ecco le campane, mi sa che questo lo taglio. Comunque purtroppo queste campane non solo suonano ogni 10 minuti, ma suonano per 20 minuti ogni 10 minuti. Finalmente dopo 20 minuti, anzi ancora suonano, si sta affievolendo questo magico suono. Vabbè, dopo esattamente 20 minuti forse Gesù ci ha fatto la grazia. Allora, non mi ricordo neanche che cosa stavo dicendo. Ah vabbè, comunque in pratica mi ritrovo ancora a ritrovarmi tra le cose da studiare queste materie che io odio a morte, come la matematica, perché ho due esami, uno di psicometria che sarebbe tipo statistica applicato alla psicologia, tutti schemi, formule eccetera, e poi c'è anche il prosieguo di questo fantastico esame che è metodologia della ricerca psicologica, che è ancora peggio di quell'altro, e poi un sacco di esami di psicologia del lavoro, proprio tanti, e a me fa schifo, cioè quando
questo è un finto costume. Allora ora ve lo faccio vedere. Questo qui è un costume a fascia imbottito e tra l'altro questo a fianco è un finto costume a due pezzi, ma in realtà è un costume intero e ha questi laccettini che, di diversi colori fluo, che come potete notare qui, dannate modo, si ricongiungono, si uniscono per poi ricongiungersi all'altezza del collo, dove appunto c'è la chiusura. Questo è davvero molto carino. Allora, il costume a fascia con questo qui con i bordi neri costa 30 euro il pezzo di sopra e 15 la brasiliana, cioè non la ragazza, la brasiliana. Vabbè. Mentre invece l'altro costa 49 euro, sarebbe quello intero. Ah, questo è molto bello, lo vedete? È abbastanza semplice, solo che qui ha delle fascette che unisce i tutti e due i triangolini del costume, e questo colore è molto bello, ne ho uno simile sempre di Calzedonia. Questo qui costa il pezzo di sopra 30 euro, lo slip 20, ma c'è anche push up a fascia e lo slip sia brasiliana che con i lacci. I colori disponibili sono blu, nero e verde. Questi qui invece non mi piacciono proprio, perché come potete vedere è un semplicissimo costume a righe intero. La particolarità è che sotto, appena sotto il seno, questa anguria gigante paillettata e non mi piace, mentre invece l'altro è sempre costume intero, nero, e ha la scritta sopra il seno no filter, che sembra, no, non è bianca, è tipo, non mi ricordo come si chiama quel tipo di scritta, comunque ha diversi colori. E questo qui si chiama, allora costa, allora quello lì nero con la scritta 39 euro, mentre quello là molto carino con l'anguria costa solamente 59 euro. Questo è carino nonostante io non ami il leopardato. Questo qui, vedete, allora in pratica questo qui sembra, non mi sembra imbottito, comunque è una sorta di triangolino con uno scollo molto generoso e leopardato, e sui bordi ha una sorta di merlettino arancione, e il sotto è uguale, anche qui ha sui bordi questo tessuto arancione. Qui costa, che poi tra l'altro dietro è così, vedete, molto particolare, non avevo mai visto un costume con questo tipo di chiusura. Allora questo qui costa, che tra l'altro porta anche la canotta, che costa 30 euro, lo slip 20, disponibili fascia, sì, questo è disponibile anche con la fascia imbottita, triangolo imbottito, slip o brasiliano. Poi c'è questo qui che non mi piace proprio e costa 40 euro, lo slip 20, comunque niente di particolare, guardate, molto semplice.
invece questo costa 30 euro il pezzo di sopra e 15 il pezzo di sotto. Ah, questo è molto carino, si portano tanto quest'anno i modelli così. Allora non parlavo di questi, ora ve li faccio vedere. Allora questo qui è molto carino, è a fascia con sfondo nero con tutti questi decori. Questo è semplicissimo, niente di che, ma quello che mi piace tanto è questo qui, bello. È un costume, come potete vedere, intero con questa scollatura. Chissà quanto costa, vediamo. Quello intero mi interessa, vediamo un po'. Costa 59 euro e i colori disponibili sono in bianco e rosso. Bello questo, anche se dico bello comunque non ne comprerei nessuno fino ad ora, tranne quello bianco che vi ho appena fatto vedere. Allora, vedete, questo è carino, i colori sono molto molto accesi. Questi non mi piacciono proprio, sono tutti paillettati sia a fascia che a triangoli. Va bene, che li faccio vedere perché sono semplici, sono costumi semplici solo che sono paillettati. Poi c'è questo qui che costa 30 euro il pezzo di sopra e 20 quello di sotto. Guardate, forse questo è un po' più da signora, oddio non saprei, però no, non mi piace, colori troppo spenti, sembra un divano, non lo so, non mi piace, è una poltrona. Poi vabbè, questo non si vede praticamente, si vede solo la signorina, ma il costume non si vede. Oh. Questo non mi piace per niente, questa mutandone, ma che cos'è? È enorme, oddio, no, ho appoggiato. Poi questi neanche mi piacciono, vabbè sono un po' difficili di gusti, soprattutto con i costumi, però allora questo è quello là che vi ho fatto vedere prima, questo blu, questo è carino, questo non mi piace, troppe strisce, questo non mi piace, pacchianissimo. Questo neanche mi piace. Allora riconosco che molti modelli sono carini e particolari, però non sono del mio genere, come vi ho detto prima. Vi faccio un esempio di un costume che per esempio a me fa veramente schifo, che è questo qui. Anche le maglie di questo genere che adesso si portano tanto non mi piacciono per niente. Vabbè, so gusti. Questo neanche mi piace, cioè sembra carino, in realtà non è carino. Ci sono adesso due costumi che sono davvero carini, non mi dispiacciono, non so se li acquisterei, però sono carini. Allora uno è questo qui, nonostante io non ami i costumi a mutandona, però devo dire che è davvero molto carino, soprattutto questo qui, il pezzo di sopra mi piace molto, e anche questo è davvero molto carino, lo trovo elegante. E questi qui costano 30 euro il pezzo di sopra e 20 quello di sotto, mentre invece questo qui costa il pezzo di sopra 40 e lo slip 20. Tra cani e campane, mamma mia, è un incubo. Ah, poi c'è questo vestitino per scendere